Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. Espugnata a Catania la fossa dei leoni, 26 arresti per droga, usato anche un codice segreto per ogni tipologia di stupefacente. Base operativa, una palazzina su Viale Grimaldi a Librino. 7 persone, tra medici e infermieri, sono indagate per la morte di un pensionato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Liste d'attesa ospedaliere lunghissime e farmaci costosi. I siciliani rinunciano sempre più a curarsi. A Palermo un cardiopatico deve attendere un anno per una visita specialistica. Il caro voli, nuova indagine dell'antitrust sull'impennata delle tariffe DAE per la Sicilia. Il presidente Schifani, è una notizia molto positiva e noi attendiamo anche l'adesione delle compagnie all'iniziativa sugli sconti ai residenti dell'isola. 2 giorni al mese senza acqua fino ad aprile. Messina fa i conti con i lavori di sistemazione dell'acquedotto, mentre i cittadini appaiono rassegnati e corrono ai ripari. Laboratori, un auditorium, un ristorante e tanto verde. Al via il cantiere per realizzare il nuovo museo dell'Etna di Catania. Sorgerà nel sito dell'ex ospedale Vittorio Emanuele, chiuso dal 2019. Lucarelli studia il Catania, sabato l'esordio sulla panchina rossazzurra. Al Massimino arriverà la Turris, una gara da non sottovalutare. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Espugnata la fossa dei leoni, 26 arresti a Catania, pusher, vedette, clienti venivano addirittura prefiltrati per evitare i controlli e c'era anche un codice segreto per ogni tipologia di droga. La base operativa degli affari, una palazzina su Viale Grimaldi a Librino. Sentiamo Tonino De Mana. 26 arresti in flagranza di reato, 67 kg di droga sequestrati insieme a 2 pistole, un fucile e decine di cartucce di vario calibro. L'operazione Fossa dei Leoni 2 ha consentito di espugnare un'autentica roccaforte di crack, cocaina e marijuana, con base operativa sul Viale Grimaldi a Librino. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel blitz effettuato a Catania, Palermo, Enna e Cosenza sono stati impegnati oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania con il supporto dei reparti specializzati coordinati dalla direzione distrettuale antimafia. Smantellata una fiorente piazza di spaccio a Librino, conosciuta appunto come Fossa dei Leoni per la sua struttura morfologica e storicamente riconducibile al Clan Cappello. Emblematiche le contromisure utilizzate dai pusher per non essere sorpresi dalle forze dell'ordine mentre garantivano il costante approvvigionamento di crack, cocaina e marijuana ai numerosi acquirenti, oltre a suddividere le quotidiane attività di spaccio in turni con prefiltraggio dei clienti. Spacciatori e vedette si erano inventati un vero e proprio codice segreto per individuare gli stupefacenti: camicie per la cocaina, crackers per il crack e giubbotto per la marijuana. L'organizzazione, ben strutturata, si avvaleva di un sistema di protezione e prefiltraggi per arrivare sui luoghi dello spaccio, vere e proprie difese passive, con una palazzina protetta da un portone abusivo in ferro ed apribile soltanto dall'interno. 7 persone, tra medici e infermieri, sono indagate per la morte di un pensionato di 73 anni all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La procura apre un'inchiesta per omicidio colposo. Eva Spampinato. Per i familiari si tratterebbe di un caso di mala sanità e la procura di Agrigento apre un'inchiesta sulla morte di un uomo di 73 anni avvenuta all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un intervento chirurgico effettuato per dei problemi renali. 7 persone, fra medici e infermieri dell'ospedale di Dio, sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del pensionato. Dopo l'esposto presentato dai familiari ai carabinieri e l'avvio dell'inchiesta per omicidio colposo, l'iscrizione degli indagati da parte della procura è stato un atto dovuto, anche per consentire ai medici di difendersi fin dalla fase delle indagini preliminari, partecipando agli accertamenti tecnici e all'esame autoptico. Il 73enne pare soffrisse di una patologia renale. Dopo il ricovero, i medici hanno deciso per un intervento chirurgico, poi il trasferimento in rianimazione e il decesso, forse in seguito ad una emorragia. Il magistrato ha nominato 2 periti, il medico legale Antonio Guaiana e il medico specialista in chirurgia generale Giuseppe Diana, che hanno già eseguito l'autopsia. La loro relazione, salvo proroghe, sarà consegnata entro 90 giorni.
E sono sempre di più purtroppo i siciliani che rinunciano a curarsi, da una parte per le interminabili liste d'attesa ospedaliere, ma anche per il prezzo dei farmaci. Sentiamo Marco Gullà. Sempre più persone in Sicilia rinunciano a curarsi per le interminabili liste d'attesa che ci sono negli ospedali dell'isola. È la fotografia che arriva da un'indagine nazionale di Federconsumatori e che riguarda anche la nostra isola. Un problema che attanaglia tantissimi siciliani e che rappresenta un allarme concreto. Sta aumentando il numero di persone che più non si curano e tra l'altro se una volta era soltanto per motivi economici, adesso gran parte delle persone non usufruiscono di prestazioni sanitarie, soprattutto a causa dei tempi di attesa delle liste. Anche un anno di attesa per una visita ospedaliera come quella che dovrebbe sostenere questo cittadino palermitano. Praticamente dovevo fare urgentemente una visita cardiologica con elettrocardiogramma, io che ho 4 bypass, da aprile mi hanno prenotato a dicembre la prima visita. L'altra visita, devo passare urgentemente anche una visita oculistica perché non ci vedo bene, addirittura mi hanno rinviato a febbraio del prossimo anno. Tempi insostenibili per chi invece dovrebbe avere priorità. I dati ci dicono che la gran parte delle persone che poi non si attivano anche per le liste di attesa lunghe, e sono in Italia ben 1,7 milioni, sono le persone più fragili, quelle che hanno più patologie. Ma c'è anche chi rinuncia a curarsi in Sicilia per il costo dei farmaci. Prendo un integratore che serve per il cuore, una scatola costa a pagamento 28 euro. Mia moglie che soffre di osteoporosi e cammina con il bastone deve prendere 2 farmaci che sono degli integratori per le ossa. Uno costa 14 e uno 24 euro. Chi è che si deve curare? Io o mia moglie? Io non mi curo più, preferisco curare mia moglie. Un barbiere di Adrano, siamo in provincia di Catania, è risultato totalmente sconosciuto al fisco. Secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Catania, avrebbe pensato e omesso di dichiarare circa 700.000 euro, parte dei quali sarebbero stati reimpiegati nell'acquisto di beni mobili, immobili e polizze vita. L'uomo avrebbe anche continuato a svolgere l'attività nonostante la cessazione della partita IVA nel 2017 e avrebbe parallelamente incassato 25.000 euro come indennità di disoccupazione agricola, poi è stato denunciato. Il caro voli, l'antitrust avvia una indagine sull'uso degli algoritmi per determinare le tariffe da e per la Sicilia. Applaude questa iniziativa il presidente della regione Renato Schifani, che abbiamo sentito. Innanzitutto la bella notizia di oggi è veramente molto positiva. L'antitrust in forza dei poteri del decreto fortemente voluto dall'amico Adolfo Urso, il ministro Urso, con il quale mi sono sempre confrontato, in forza di questi nuovi poteri ha attivato, e in forza anche dei ricorsi pregressi della regione e degli altri, ha attivato un'indagine conoscitiva sull'applicazione anonima degli algoritmi, e quindi già questa è una bella notizia. Noi come regione abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo approvato degli incentivi, degli sconti, la possibilità di sconti del 25% per tutti i residenti in Sicilia. Attendiamo l'adesione delle compagnie, già ne sta per arrivare quella di Euroitalia, la quale mi ha annunziato che addirittura nel periodo natalizio aumenterà il numero dei voli, le tratte Palermo, Catania e Comiso per Roma e Milano, quindi anche questa è una bella notizia. E il presidente Schifani ha poi aggiunto: è la conferma che le nostre battaglie di difesa dei viaggiatori contro le distorsioni del sistema di determinazione dei prezzi sono fondate e giustificate dall'abnorme e intollerabile ripetersi del caro biglietti anche in occasione delle prossime festività di fine anno. Adesso andiamo a Messina, avevamo già parlato della mancanza d'acqua per 2 giorni, nei prossimi 2 giorni nella città dello Stretto. Domani verrà chiusa la condotta da Fiumefreddo per dei lavori che si ripeteranno da qui fino al mese di aprile, quindi 2 giorni al mese mancherà l'acqua, i cittadini sembrano rassegnati. Francesco Triolo.
L'acqua mancherà per 24 ore, messi altre 12-24 ore serviranno per riattivare la conduttura e riportarla nelle case dei messinesi. 2 giorni di disagi che si ripeteranno ogni mese sino ad aprile per la sostituzione della tubazione che va da Fiumefredda al capoluogo. Gli effetti saranno quelli di acqua razionata, un flusso che si interromperà domani mattina. Speriamo che i serbatoi siano abbastanza capienti e che Dio ce la mandi buona. Altrimenti appena finisce chiudiamo. Non c'è alternativa. Sì, ci stiamo organizzando con l'acqua, abbiamo riempito i serbatoi, i bidoni, con la speranza che ci basti. L'obiettivo è quello di portare nel 2026 l'acqua con un flusso diretto quotidiano, evitando crisi idriche come quella del 2015, ma intanto c'è da affrontare 1 a 2 giorni di grandi complicazioni per i residenti, ma anche per i commercianti. Stiamo provando a organizzare, anche perché a Messina ormai sta diventando un problema serio. L'acqua, però con un po' di organizzazione, se restiamo sempre pochi giorni senza acqua, insomma, riusciamo a organizzarci. Insomma, con i serbatoi ci portiamo avanti, così, sperando bene che venga presto. Poi c'è il nodo delle scuole. Il tavolo in prefettura ha affrontato anche questo aspetto. Resteranno tutte aperte. Si confida che i serbatoi possano essere sufficienti per la giornata di venerdì. Io ho ricevuto un'email dalla scuola e praticamente la scuola è aperta, ma non possono garantire fondamentalmente che ci sia l'acqua perché non abbiamo i serbatoi. Adesso c'è una breve pausa, torniamo tra poco con altri servizi. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania è stato allestito il villaggio della Protezione Civile nell'ambito dell'iniziativa Pronti all'Azione. Un esercito di volontari dunque pronto a dare una mano in caso di emergenze. Testimonial d'eccezione l'ex campionessa olimpica Carlotta Ferlito. Tonino De Mana. Professionisti, forze dell'ordine ed un esercito di volontari pronti all'azione, perché in Sicilia i rischi, dagli incendi ai terremoti passando per le alluvioni, sono sempre dietro l'angolo. Ogni emergenza necessita di risposte immediate, come sottolinea il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, che ha inaugurato la tappa catanese della campagna informativa. Ed è anche una iniziativa rivolta a diffondere le buone pratiche di autoprotezione, di comportamento in caso di calamità. Molti incidenti avvengono durante le emergenze per una sottovalutazione del rischio, per comportamenti imprudenti, e qui abbiamo diverse occasioni, diversi momenti in cui si fa il punto sulle norme di corretto comportamento da adottare appunto in casi di emergenza. Testimonial d'eccezione l'ex campionessa olimpica Carlotta Ferlito, che sottolinea l'importanza della prevenzione. Serve anche la conoscenza di sapere come comportarsi qualora questi casi, insomma queste tragedie dovessero avvenire. Quindi io non mi sono mai trovata per fortuna in delle situazioni di rischio, ma adesso saprei, grazie alla Protezione Civile Sicilia, come intervenire. Un villaggio, quello allestito nel piazzale Chinnici alle Ciminiere di Catania, ricco di eventi, simulazioni e di aree dimostrative pratiche come il salvataggio in mare o le buone pratiche di soccorso. Disostruzioni via aerei nel neonato, 5 pacche verso l'esterno, dopodiché si gira il neonato e si fanno 5 compressioni. In questo modo il neonato espelle la parte che è all'interno e lo aiutiamo a respirare nuovamente. Il villaggio della Protezione Civile sarà aperto al pubblico dalle 9:30 alle 18 fino a sabato e chiude gli appuntamenti già riusciti effettuati a Palermo e Messina. Al via il cantiere per realizzare il nuovo museo dell'Etna di Catania. La sede sarà proprio l'ex ospedale Vittorio Emanuele in via Plebiscito, chiuso dal 2019, ma vediamo di cosa si tratterà nel servizio. La scritta Pronto Soccorso presto lascerà spazio ad un'altra insegna, quella del Museo dell'Etna, e anche se ancora qui all'interno dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania tutto parla di abbandono e degrado, il presidio è chiuso dal 2019, nel giro di 2 anni e mezzo una nuova luce e soprattutto una nuova energia potrà dare vita non solo all'edificio costruito nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche a tutto il quartiere di San Cristoforo. Questa struttura diventa un'occasione di rigenerazione urbana, perché è il modo attraverso cui far rinascere
riaccendere un po' con le speranze su San Cristoforo, su via Plebiscito, in una zona che è stata troppo tempo emarginata e causa di emarginazione. Il progetto è veramente avveniristico, la realizzazione del Museo dell'Etna nella facciata centrale, il dell'Accademia di Belle Arti, la cessione dell'Università di un'altra ala, nonché nelle varie palazzine su cui prima si articolava l'intero ospedale e la realizzazione di campus universitari costituiscono la premessa per un progetto di riqualificazione dell'intera area. Il museo sarà un catalizzatore sociale e culturale per tutto il territorio. Che parlerà a 360 gradi del territorio etneo, a partire da quello che è l'elemento che più lo connota, proprio l'Etna. Sarà un luogo dove si potrà accedere senza biglietto, solo anche per prendere un caffè, quindi l'alternativa, diciamo, culturale quasi ai centri commerciali. Per l'avvio dei lavori sono intervenuti il presidente della regione Renato Schifani e i massimi rappresentanti dell'amministrazione catanese. Si parlerà di bullismo a Sicilia 24 Focus, ragazzi violenti, aggressivi che con derisioni, insulti, minacce, prevaricazioni nei casi più drammatici spingono le vittime fino al suicidio. L'appuntamento è oggi alle 14.30 su Telecolor, ospiti di Adelaide Barbagallo, il dirigente della Polizia Postale della Sicilia Orientale Marcello Labella, l'avvocato Elena Cassella e il preside dell'Istituto Carducci di Catania Fernando Rizzi. Inviate pure i vostri messaggi di testo al 342 7455 005, l'appuntamento in diretta su Telecolor ma in streaming anche sulla siciliaweb.it. Adesso ci fermiamo ancora e ritorneremo tra pochissimo con il calcio. E siamo tornati in studio con il calcio e Cristiano Lucarelli che studia sempre più il suo Catania. Le due doppie sedute di allenamento quotidiane programmate sino ad oggi hanno avuto lo scopo di lavorare più possibile con la squadra e sabato intanto c'è la gara contro la Turris, una partita da non sottovalutare. Francesco Triolo. Quando indossi la maglia del Catania tutto deve essere primario, quindi sia il campionato che la Coppa, e noi dobbiamo cercare di invertire un trend perché questa squadra ha tutte le potenzialità per farlo. 48 ore ancora per dare un'impronta, per far comprendere quello che Lucarelli conosce bene, il senso di appartenenza e la voglia di lottare per una maglia. Non importa se campionato Coppa Italia, il tecnico livornese vuole un atteggiamento gagliardo a sua immagine ogni minuto di ogni singola gara. Il capitano è tornato e lo ha fatto in campo durante gli allenamenti, ma anche con il suo carattere da trascinatore. Adesso però dovranno essere i risultati a dargli una mano e la partita contro la Turris sabato alle 14 rappresenta un momento di particolare importanza per la ripartenza. Un impegno però da non sottovalutare. Sicuramente è una squadra che ha avuto un inizio di campionato veramente importante, anche è stata in testa alla classifica per le prime giornate. È una squadra che in questo momento magari anche loro non stanno attraversando un bellissimo periodo, soprattutto dal punto di vista dei risultati, e quindi però voglio già cominciare a vedere qualcosa di quello che stiamo preparando questa settimana. Lucarelli e il suo staff stanno valutando reparto per reparto tutti i giocatori, una particolare attenzione per il centrocampo dove ci sono i dubbi maggiori tra Ladinetti, Quaini e Rizzo, tutta gente di grande qualità, ma chi per motivi tattici, chi fisici ancora ha inciso poco nel gioco del Catania. Lucarelli è stato chiaro, conosco tutti, ha detto in conferenza stampa di presentazione. Per la gara con la Turris bisogna solo capire se dare uno stacco deciso subito o se attendere un altro po'. Gli ultimi allenamenti prima della partenza, in questo senso, diranno tanto. E adesso siamo al volley in Superlega. Saturnia Farmitalia cade in trasferta Civitanova sul parquet di Lube. In campo la matricola catanese ha però dato filo da torcere a una delle prime della classe. Nei primi 2 set gli etnei hanno dato tutto, giocandosela a testa alta, nonostante l'assenza di Manavi, la cui rottura del crociato del ginocchio sinistro sembrerebbe essere stata scongiurata dal risultato della risonanza magnetica. Nel terzo set gli etnei sono anche riusciti a portarsi avanti di 4 punti per poi cedere di schianto. Finale 3-0 a favore di Lube. Domenica al Pala Catania per la 6ª giornata di campionato arriverà Allianz Milano.
E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con il nostro focus dedicato oggi al tema del bullismo. Io vi auguro naturalmente un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.